Cerchiamo di lavorare insieme in modo tale che questi nostri ragazzi non abbiano come interesse principale quello di bere un alcolico alle 9 di mattina prima di entrare a scuola. Lancia un monito il sindaco di Mogliano Veneto, Carola Arena, dopo la bufera sollevata su Facebook da un genitore che ha raccontato di aver visto 3 ragazzi del liceo Berto entrare in classe dopo essersi fermati al bar a bere uno spritz alle 9:30 del mattino. Minorenni, secondo quanto riferito dal genitore, ma il gestore del bar in questione smentisce. Ieri mattina sono presentati 3 ragazzi delle scuole superiori qua del liceo Berto e hanno chiesto 3 spritz. I ragazzi sono 2 ragazzi, 2 di 18 anni e 1 di 19, che sono appunto, fortunatamente abbiamo avuto la testimonianza anche della loro professoressa di educazione fisica che testimonierebbe a nostro favore, che erano qui ed erano gli unici 3 che alle 9:30 di mattina avevano ordinato appunto i 3 spritz o i 2 spritz e il prosecco. In caso di dubbi viene sempre richiesto un documento d'identità, prosegue il barista, come accade anche in altri locali del centro di Mogliano. Superalcolici sicuramente no, e nemmeno alcolici si vendono ai minorenni. Qua non lo facciamo. Se siamo maggiorenni, la birretta e sprizzetto, ma altrimenti nient'altro. E alla responsabilità di fronte ai giovani e ai giovanissimi il sindaco richiama proprio i titolari dei bar. Questo di chiedere il documento d'identità nel momento in cui viene richiesta la somministrazione di un alcolico viene già fatto da alcuni gestori. Ecco che quindi io faccio appello a tutti i gestori dei bar del centro e non solo di porre molta attenzione a questa cosa qui. Chiedete il documento di identità. Un altro appello va rivolto alle famiglie, ai genitori. Controlliamo con attenzione i nostri ragazzi, cerchiamo di capire quali sono le abitudini, cerchiamo di capire che uso fanno dei soldi che diamo e quindi no. Quindi cerchiamo di lavorare insieme. Sì, perché al di là della violazione delle norme, del fatto che fossero minorenni o meno, resta che 3 ragazzi appena diciottenni sono andati a bersi uno spritz al mattino presto, addirittura prima di entrare in classe. Il fenomeno dell'alcolismo, che sicuramente è un fenomeno che si sta sempre più diffondendo, quindi rafforzando tra i minori, bisogna che lo teniamo sotto controllo, lo gestiamo e se possibile indirizziamo anche diversamente questi nostri giovani.